Ma alla fine la Lazio gioca con i titolari. L'unico che manca è Luis Alberto, ma gioca Parolo, che è quello che ci rompe sempre i coglioni storicamente. Va bene, ci siamo. Siamo Capucchione, già lo hanno rinominato Capucchione, lo botka. Hai il suo culo e fai una botka. Bravo! Hai visto a Capucchione come bravo? Bene, meglio, più deciso. Va bene. Cachille e Gattuso non è uno della Lazio, se avesse cagnato già. Oh! Ha fatto numero! Non parliamo, non si parla alla fine. Calma. Questi sono quegli episodi che ti possono sbloccare psicologicamente quando inizi così bene. Guagliù, ma che sta succedendo? Vedi come recuperano subito. A me questo interessa di più di tutto. Bravo Demme. Dirò bravo Demme un sacco, perché il passaggio semplice mi piace. Un giorno all'improvviso, veramente. Dai. Scivola. Si scivola nel calcio. Possono essere dei segnali. Bravo. Ma come fa a stare da solo però? Mamma mia, un calcio in faccia. Allora, qua abbiamo materiale per Gerardo Marino, Vedi? Vedo tante trame. Che è successo? Ma che peccato, che peccato. Mi è piaciuto poche cose, ma reattivo. Ha mantenuto i reparti corti, perché le seconde palle le prendeva. Mannaggia, tutto con 4-4-1. Che peccato. Dovete fare l'impresa. Guarda, stronzo Parolo, stronzo. Fatta fa fallo. Ma qua, guarda che lui se ne va in porta, ma sì! Guardate, io gli arbitri permalosi ho dei dubbi, perché li mandano a fare in culo una continuazione. Quindi non è che una volta sì e una volta no. Però per me ci sta che quel fallo, anche se hai preso il pallone, basta l'intenzione del fallo, ricordate? Che basta l'intenzione del fallo. E sei ultimo uomo, cioè Zielinski e il portiere in corsa tutta la metà campo, quindi già poteva essere espulsione già a prescindere. Però c'erano altri difensori, quindi la munizione ci sta bene. Se tu poi rompi i coglioni, vi capisco, amici laziali. Però non ho visto il fatto di Sai, quindi vai Diego. Serve uno strateghi qua. Bravo Zielinski. Sì, però non l'ha mai fa, si fatta così, caccia più in docesse. Dai. Bravo! Esatto, un'uscita alla Napoli. Non puoi fermare l'azione con la mano. Non lo puoi fare. E chiaramente non hai la profondità l'ampiezza manca. L'ampiezza. Quanti mazzato Milik che ha pigliato. Callejon sta giocando quasi trequartista. Bisogna anche gestire le energie mo qua, perché in 10 uomini è diverso. Bisogna probabilmente anche aspettarli un attimo, perché sono loro che devono segnare. Bravo Diego. Bravo Super Mario. Bravissimo. Parolo proprio uomo di merda proprio. Ha puntato a Demme da prima. Che bello vedere Di Lorenzo terzino finalmente. Benedico l'espulsione. Però non facciamo i chiacchielli, Usciamo da questo fazzoletto di sfaccino. Io con te mi arrizzo, ve lo dico prima. Perché i passaggi semplici io arrizzo proprio. Come dicevo ai miei amici nel primo tempo, devono, se resistono Callejon e Insigne, che stanno facendo il lavorone di raccordo tra centrocampo e attacco, altrimenti devi farglielo fare a Zielinski. Mamma mia, solo piede, questa è ammonizione. Mamma mia, martello pure, schifo. Mamma mia, ma io c'è da dire una cosa. Io Meret lo amo, ci ha tolto, ha fatto miracoli. Però c'è da dire che la difesa si fida di Ospina. Si vede che è un difensore aggiunto per loro. Non è neanche, secondo me, una decisione proprio di Gattuso. Secondo me è una decisione della squadra. Luperto. Perché poi Ospina non è scarso a parare. Quindi sotto questo punto di vista Meret diventerà fortissimo, ma al momento è più... Poi Gattuso faceva giocare Donnarumma, no Reina. Quindi non è proprio una scelta, voglio quello coi piedi. È una scelta della squadra probabilmente. Non chiama più i falli a noi. Vabbè. Lupe! E che sfaccim! I cammazz!
No, non ci posso credere. Queste sono i segnali, va segnato adesso. Segnali, segnato. Segniamo. Poi non è che ti può riuscire sempre. Ti può anche riuscire mai. Ti può anche tagliare niente, diceva Peppino. Questa è una citazione difficilissima. Se la sapete, scrivetela nei commenti. Uno che taglia così, si può anche tagliare niente. Bravo! Piano con il retropassaggio, ma non là. Ok, adesso è un po' troppo. Adesso stiamo subendo un po' troppo. È giusta l'idea di aspettarli, ma stanno guadagnando campo troppo. Fuori gioco. Bravo Spina, però fuori gioco. Raga, il problema è che concettualmente è anche giusto, ma noi non siamo in grado di fare la partita del Fortino. Non abbiamo le caratteristiche per fare la partita del Fortino. Soffriamo troppo. Non abbiamo contropiedisti, capisci? Elmas al posto di... non si sa. No, ma ti ho detto, ci sta, perché sono quei due che devono fare il lavorone. E se Elmas riesce a fare il lavorone, manteniamo. Bravo. Teniamola un po'. Senza fretta, palleggiamo un pochino. Esatto. Bravo. Facciamoli correre un attimo a vuoto. Eccolo il movimento in profondità di Elmas. È buono! No! Si salva Stracoscia che dalla copertura di Acerbi. Come ha fatto la via? God damn it! Bravo Manolas. Bravissimo Manolas. Manolas ha quella corsa con la testa così. Bravo, ragiona, bravissimo. Esattamente, il centrale che volevamo. Esatto, Lollo. Bravo Insigne! Bravi! Esatto. Ma questo è fondamentale qua, perché lo capisco che ha lavorato come un pazzo e probabilmente non ce la fa più, però riuscirà Fabian Ruiz a fare lo stesso lavoro? Lo potrebbe fare, ma deve ripiegare come sta ripiegando Insigne, che non è cosa da tutti. Forse devi mettere Zielinski là. Ascoltatemi bene, ascoltate un cretino. Metti Fabian centrale e sposta Zielinski nella zona di... E forse l'ho ingarrata, vedi? Bravo! No Fabian, sei stato cretino, ma ti perdoniamo, è il primo pallone. Con calma, poi dopo ti faccio una merda alla fine. Sei mediano, ricordati. Spina. Chi è diventato capitano? Rui? Ma vincere sta partita è troppo importante proprio psicologicamente. Dopo questo sforzo, se non vinci, vai in Serie B per direttissimo. Bravo Mario Rui. Bravo Manola. Dai, l'hai presa. Bravo. Bravissimo. Ehi, vai. Madonna mia. Mannaggia, ma potevo pure tirarla. No. Traversa Milinkovic e blocca Ospina. Bravi ragazzi, dai. Riempi l'aria. Ah! Rui col destro, no! Bravo Di Lorenzo. È sparito Demme, ragazzi, non c'è più l'appoggio centrale. No, quella era fallo sull'Uperto. E poi scivola. Era fallo sull'Uperto. No! Guagliù, era fallo sull'Uperto, insisto. Non voglio sapere niente. Era fallo sull'Uperto, Guagliù. Niente, fuori. Bravo Milik. No! In questa partita volete far venire un infarto a tutti noi. Questa volta è tagliato Parolo sul fondo. Complicato, prova a disturbare Ospina. Camafa! Fa boccacchi destra. È strano. Che l'ultima volta che vedevamo questi saltini era perché ci stavamo giocando lo scudetto. Adesso rischiamo di retrocedere, ma quando giochi a pallone, quando si vede il sacrificio, quando ti impegni e su tutti i palloni ci dai l'anima, il San Paolo risponde. È inevitabile. Dato che il video reazione già è così lungo, ne farò un altro domani, facciamo un video al giorno, perché se questa squadra mi dà soddisfazione come... E importa anche il video reazione, se voi sentite tutti quei bravo, bravissimo, esatto, vuol dire che la squadra si sta impegnando al massimo e uno lo riconosce. E poi si può fare l'analisi tattica domani con calma, ma si può fare quando una squadra va in campo che vuole vincere. Si vedeva dal primissimo minuto.
Poi ci sono gli episodi, è chiaro, ma da una parte e dall'altra il calcio nella sua essenza maggiore. Da New York, Valerio Fluido è tutto, facciamo un altro video domani, facciamo l'analisi tattica, per ora vi gustate solamente questo qua, vi iscrivete e poi lasciate i commenti e fatemi sapere tutto. Demme mi fa rizzare. Hashtag.